No, è una partita sicuramente difficile, una partita molto impegnativa, però è normale che dal canto nostro dobbiamo fare il massimo diciamo che la partita, di cercare in tutti i modi di vincerla. Sicuramente troveremo una squadra che in questo momento è in difficoltà, di conseguenza ne possiamo approfittare, però noi dobbiamo fare di tutto per cercare di vincere. Diciamo che l'Agragas da un po' di tempo si sta rigenerando, pure dando un po' forza alla squadra con i nuovi elementi. C'è chi è arrivato già in ottime condizioni, chi ha guadagnato già una condizione più che accettabile. Di conseguenza il percorso è questo, cercare di fare un percorso di crescita che già domenica secondo me con Siracusa si è visto. Già domani è una partita importantissima, sicuramente non è l'ultima spiaggia, è una partita da vincere, però fino a quando la matematica non ti condanna bisogna sempre crederci. Ho scelto Agrigento perché ho visto che quando per venire qua mi ha parlato con mister, mi ha mostrato la disponibilità di chi lui vuole fare qualcosa. Per fare qualcosa io per venire qua bisogna sforzare di più. Io volevo giocare di più, sforzare di più e ho visto che è un percorso lungo e corto, ma che ha bisogno di impegno. Io voglio impegnare, per quella mi sceglie a venire qua. Mi trovo moltissimo bene, mi sta sempre allegri con tutti, stiamo impegnando, stiamo sforzando tanto perché noi abbiamo bisogno di un risultato per alzare a testa tutta la città e anche noi. È una cosa che parliamo sempre con mister, con tutta la squadra, che bisogna mettere tutto, non c'è tempo di aspettare, stiamo così, bisogna mettere, tutti cerchiamo di fare qualcosa.